E amici di Bella Sicilia, guardate che spettacolo! Intanto buon fine settimana. Oggi siamo in un borgo della provincia di Messina perché vi racconteremo in questa giornata speciale, primo giorno d'estate, un evento che qui si svolge ogni anno per il Corpus Domini. Questa è l'infiorata di San Pierniceto, una delle infiorate più lunghe. Guardate quanti fiori sono stati collocati sul corso principale di questo borgo. Questo è il Corso Italia e qui tanti volontari hanno lavorato tutta la notte per realizzare questo tappeto di fiori che ancora deve essere ultimato, quindi tra qualche ora i lavori saranno completati e vi mostreremo l'infiorata in tutto il suo splendore. Intanto fateci sapere cosa ne pensate di quest'opera. Il tema ogni anno cambia e quest'anno è dedicato alla pace. Eccolo qui, la pace è un fiore, pellegrini di speranza. 28ª edizione dell'infiorata del Corpus Domini di San Pierniceto, evento curato dall'associazione turistica Proloco Niceto in collaborazione con l'amministrazione comunale e che vede l'impegno di tantissimi volontari che prima hanno realizzato i quadri. Qui ne vediamo uno dedicato al Papa. Abbiamo visto anche nei giorni scorsi su Onda TV e Bella Sicilia i preparativi, la realizzazione di questi quadri che vengono collocati poi qui sul corso principale e adornati da fiori e tanti altri oggetti per rendere speciale questo tappeto. Ve lo mostriamo in anteprima, come dicevamo ancora i lavori devono essere ultimati, quindi tra qualche ora dopo la pausa pranzo si continuerà a lavorare, ma intanto possiamo già apprezzare questa bellissima manifestazione che torna in questo borgo siciliano. Ecco qui il manto erboso che sarà collocato poi ai bordi. Ciao Giuseppe, ciao Paola, ciao Marisa. Fateci sapere da dove ci state guardando e magari scrivete nei commenti anche cosa ne pensate di questa infiorata che si concluderà domenica sera a mezzanotte e nel tardo pomeriggio, come ogni anno, avverrà il passaggio della processione proprio qui su questo tappeto floreale. Ecco, vedete quanti fiori sono stati utilizzati, migliaia. E questo è il risultato finale. Non solo fiori, tanti altri materiali per rendere speciale l'infiorata di San Pierniceto, che ogni anno coinvolge piccoli e grandi nella realizzazione di queste opere. I lavori hanno preso il via ieri sera, sono proseguiti per tutta la notte e proseguiranno ancora per tutto il pomeriggio. Poi questa sera l'inaugurazione ufficiale. Ci sarà anche qualche spettacolo qui nella piazza principale del paese. Salutiamo intanto Graziella, Giuseppe, Luciana. E non finisce qui perché il lungo tappeto di fiori prosegue sul corso principale, sul Corso Italia. E qui ci sono gli altri quadri realizzati. Graziella scrive bellissimo, grazie per aver apprezzato. Vi assicuro che questa sera, quando il tappeto sarà ultimato e sarà anche
illuminato, tutto diventerà ancora più suggestivo. Una delle infiorate più lunghe, dicevamo, perché interessa non solo il Corso Italia, ma poi anche gli altri angoli, le altre viuzze di questo borgo messinese, dove avverrà il passaggio della processione domenica sera. Fiori di ogni genere, piante, utilizzate per dare colore e vivacità a questo tappeto, e poi i quadri preparati nei giorni scorsi da tanti artisti, anche in questo caso di ogni età. Se siete nei dintorni, se siete in Sicilia, non perdetevi l'occasione di vedere dal vivo questo evento, questo bellissimo tappeto di fiori e i quadri realizzati a San Pierniceto per l'infiorata, una delle più belle d'Italia e una delle più lunghe. Giuseppe ci chiede dov'è, siamo a San Pierniceto in provincia di Messina, quindi vi aspettiamo. Ecco qui i materiali utilizzati, sono i gambi che sono rimasti dei fiori, un lavoro di pazienza. E qui un bellissimo quadro realizzato da un artista locale. Evento, dicevamo, curato dalla locale Pro Loco con il supporto dell'amministrazione comunale, e vedete lì si continua a lavorare per ultimare il tappeto di fiori. Vedete le opere. E qui un altro angolo che vedrà poi il passaggio della processione nella giornata di domani. Questo è un evento che si svolge sempre nel fine settimana dedicato al Allora amici, fateci sapere cosa ne pensate di questa infiorata, scrivete nei commenti anche da dove ci state guardando, e se siete qui nei dintorni, ma anche se siete un po' lontani, avete ancora il tempo di mettervi in macchina e venire a visitare in questo fine settimana il borgo di San Pierniceto per assistere da vicino all'infiorata del Corpus Domini. 21 e 22 giugno, ecco qui il programma. Quindi alle 20:30 l'illuminazione dei fiori, e poi Elisa Niceta live, Studio 3 in concerto, e a mezzanotte DJ set a cura di Marco Scuderi, DJ, e poi domenica la Santa Messa alle 7:30, 10 e alle 18, e a seguire la processione eucaristica. 28ª edizione dell'infiorata.
A mezz'ora che c'è il DJ set.